Seconda corsa dall'ippodromo Arcoveggio, una prova per puledri di 2 anni, un vincitore di 500 euro in carriera. Prova per tutti i cavalli ancora molto acerbi. Ritiro di Dessi dei Greppi ne lascia 12 al via. 1 Dea GSO, 3 Dante BF, 4 Daytona Wise AS, 5 Diplomato, 6 Diamante Trio. In seconda fila 7 Donald LP, 8 Dragons Bar, 9 Mr. Joe, 10 DJ Piz, 11 Darwi Wise L, 12 Danubio Tav, 13 Diandra. Favorito Mr. Joe, figlio di Reedy Cash e Vanity Manners. È lui il più seguito al gioco quando l'autostart li lascia. Sbaglia Dea GSO. Va davanti Diplomato nei confronti di Daytona Wise AS. All'esterno c'è Diamante Trio che cerca posto lungo i birilli, gli viene negato però da Dante BF, mentre avanza all'esterno Darwi Wise L che si porta subito sulla testa della corsa i primi 200 passati in 15,6 dal leader Diplomato che replica a Darwi Wise, il quale rimane allo scoperto per l'inserimento lungo la corda di Daytona Wise AS. 37 per i primi 400 metri di corsa da parte del leader Diplomato che guida nei confronti di Daytona Wise, poi all'esterno Darwi Wise L. In pariglia esterna c'è il favorito Mr. Joe, ancora lungo i birilli Dante BF che precede Diamante Trio. Quindi la terza pariglia esterna che è per DJ Piz, quale precede Danubio Tav. La metà gara passata dalla testa in 1-1-8 con una frazione davanti alle tribune un po' più svelta. Si comincia ora ad accelerare con maggior decisione. Attacca Darwi Wise L, il leader Diplomato, e tende a passare al chilometro mentre galoppa Diplomato. Si mette allora in moto Mr. Joe che va all'attacco del leader, quindi sbaglia Donald LP che stava venendo via in terza ruota. Lungo i birilli c'è sempre Daytona Wise S a difendere la terza posizione da Dante BF e da DJ Piz. Sbaglia Dante BF. Intanto Darwick Wise continua a replicare alle bordate dell'attaccante Mr. Joe. La piegata conclusiva con una frazione in 15,2 in vantaggio Darwick Wise. Attacca a largo Mr. Joe che va sul leader. Sta passando Mr. Joe nei confronti di Darwick Wise che vende cara la pelle, ma Mr. Joe sul palo vince nei confronti di Darwick Wise L. Al terzo posto Daytona Wise AS. 30,5 la chiusa, 1:16,8 il ragguaglio cronometrico per un totale di 2-3-3. Il successo del figlio di Reedy Cash e Vanity Manners. Roberto Vecchione alla guida, Holger Ehlert al training per i colori di Jean-Pierre Barjon, riconoscibilissimi dalla giubba bianca e verde. Il successo sul palo di un'incolatura per Mr. Joe che segue un super Darwick Wise L che si deve arrendere solo in arrivo al rivale. Al terzo posto Daytona Wise AS.